Saluto Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle e Luca Vidoni, Fratelli d'Italia. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno, vi chiedo rapido anche il vostro ricordo di Bruno Pizzul, così, la prima cosa che vi viene in mente in questa giornata, Cristian. Beh, come detto anche via social, sicuramente ricordo delle notti magiche che ci ha fatto passare a tutti quanti con le telecronache della nazionale e di tutte le partite. E sicuramente per chi come me in quegli anni iniziava anche a giocare a calcio era un punto di riferimento e credo che abbia aiutato molti giovani ad amare ancora di più questo sport e ovviamente poi tutta l'importanza che gli viene riconosciuta in questi giorni anche come ambasciatore del Friuli nel mondo, no? E quindi è sicuramente una figura che è stata importantissima per tutti. Luca? Beh, un grande giornalista sportivo friulano, italiano, che si è saputo poi nel corso della sua carriera far amare da tutti. Io, essendo giovane, non ho potuto vivere quelle famose notti magiche, però mi è piaciuto molto, soprattutto ricordo che ha fatto anche Tony Capuozzo sui social, dove appunto ha detto Pizzul, che in friulano significa piccolo, ma in realtà lui è stato un grande giornalista che tutta Italia oggi riconosce e ricorda. È proprio così. Allora, cambiamo argomento, vi porto un pochino sui temi della città e dobbiamo partire da quanto è successo ieri. Andiamo a vedere il servizio che riguarda il nuovo blitz nelle case di accoglienza per minori non accompagnati, Casa dell'Immacolata e Anna House. Dopo l'arresto di 2 minori ospiti di Casa dell'Immacolata con accusa di tentata estorsione ai danni della stessa fondazione che li ospita, un nuovo blitz delle forze dell'ordine è scattato oggi nelle strutture di accoglienza per minori non accompagnati. L'azione è partita nelle prime ore di questa mattina, nella Casa dell'Immacolata a San Domenico e all'Anna House di Piazzale Cella. Il risultato della visita a sorpresa è il sequestro di bastoni, mazze, coltelli da cucina, lame di varia natura e in generale numerosi strumenti atti ad offendere rinvenuti durante i controlli nei locali e nelle stanze usate dai minori. Sia a Casa dell'Immacolata che all'Anna House sono stati controllati tutti i presenti al momento del blitz. Gli assenti erano giustificati da frequentazione di scuole o lavoro esterno. Nell'ultimo controllo effettuato a Casa dell'Immacolata in orario serale, 4 minori erano risultati assenti ingiustificati, non essendo rientrati all'orario stabilito entro le 22. 3 erano tornati mentre gli agenti erano ancora all'interno della struttura. I controlli di oggi sono scattati per ordine del questore dopo i numerosi episodi che hanno visto alcuni di questi minori stranieri non accompagnati rendersi autori di gravi reati. Le iniziative come quella di oggi sono concordate con le stesse strutture di accoglienza, dove in certi casi il rifiuto di adeguarsi alle regole di civile convivenza è arrivato al punto tale da mettere in pericolo la sicurezza fisica degli educatori e al punto di impedire ai minori che si comportano bene e rispettano le regole, che sono la maggioranza, di beneficiare dell'assistenza a cui hanno diritto. Alle operazioni hanno partecipato personale della polizia, dei carabinieri e della polizia locale. Ovviamente notizie preoccupanti, no? E chi vuole partire nell'analizzare di nuovo questo fenomeno che ogni volta ci dà dei momenti di up, nel senso che succedono delle cose gravi e siamo qui tutti a parlarne, poi pensiamo magari che si risolva, ma poi immediatamente invece ci ricordiamo che il problema è continuo, preoccupa ed è un problema sentito sicuramente in città e tra la popolazione. Esatto. Ecco, ho colto la differenza forse tra questo questore e il questore precedente, no? Che prima di andare via il questore precedente disse alla fine la città è sicura, eccetera, eccetera. Questo invece ieri nel comunicato anche della questura dice ci sono dei motivi per cui giustamente la gente è preoccupata. Allora, sicuramente è un fenomeno grave che preoccupa anche perché proprio i cittadini sentono questo problema e anche si sentono poi spesso poco sicuri a uscire, soprattutto in determinati orari del giorno, perché hanno paura, e in determinati luoghi ovviamente che sono più critici, ovviamente perché hanno anche paura di essere aggrediti da questi, che non solo dai minori accompagnati, ma anche da altri. Quello che secondo me, quindi complimenti comunque alle forze dell'ordine, al questore, a tutte le istituzioni che ieri hanno collaborato per questa operazione. È preoccupante il fatto che abbiano trovato così questi tanti oggetti contundenti nelle strutture che dovrebbero essere strutture ovviamente
volte all'educazione, no? Spesso purtroppo non è così, perché gli stessi minori non accompagnati spesso e volentieri non vogliono integrarsi. Negli scorsi, ovviamente, questa operazione avviene anche dopo degli episodi gravi che ci sono stati, da ultimo l'accoltellamento anche in discoteca Tavagnacco alle 4 del mattino, 10 giorni fa circa, e quindi poi sono stati fatti questi controlli. Allora, sul tema, tra l'altro, è anche grave il fatto che non solo che spesso i minori stranieri non accompagnati non rispettano l'orario di rientro in queste strutture, ma io ho notato anche un po' paradossale che anche lo stesso minore straniero coinvolto nell'aggressione poi era stato reinserito nella stessa struttura dove era ospitato, no? E questo può anche creare una sorta di influenza negli altri ospiti, no? E quindi si creano poi queste tensioni. Quindi sicuramente quando ci sono questo tipo di episodi, forse il minore che è coinvolto nell'aggressione, nell'atto di delinquenza, va isolato dagli altri. E secondo me anche bisognerebbe adottare, visto che la legge lo prevede, quando un minore straniero non accompagnato crea un problema per la sicurezza pubblica, si può rimpatriare nel paese di provenienza. Quindi ecco, bisognerebbe sicuramente implementare questo tipo di azione, dopodiché ovviamente ci sono altre azioni che anche un'amministrazione comunale può fare, come ad esempio quella del DASPO urbano. Quindi ecco, noi apprezziamo che ci sia stato questo cambio di passo, anche apprezziamo il lavoro del nuovo questore. Effettivamente troppo spesso in passato abbiamo sentito dire, sia dallo stesso questore, che c'era un problema solo in realtà di sicurezza percepita, ma in realtà noi abbiamo sempre sostenuto che a Udine c'è da mesi un problema di sicurezza reale, anche perché lo dimostrano anche questo tipo di episodi, e purtroppo l'evento più grave è stato quello di quest'estate, con l'omicidio di Tominaga. Sì. Che mi dice Sergo? Tra l'altro veniva citata nel comunicato della questura ieri anche l'incolumità degli educatori, perché insomma queste persone sono state... Poi tra l'altro c'è anche la proposta del consigliere regionale Novelli, dove permettere i metal detector in queste strutture, che sicuramente può essere un provvedimento che va nella giusta direzione, però io penso che se uno di questi minori stranieri non accompagnati vuole compiere l'atto di delinquenza, va fuori, prende il coltello e poi butta il coltello prima di rientrare nella struttura. Sicuramente possono anche essere messi in metal detector, come dovrebbero essere magari messi anche in luoghi anche sensibili, no? In alcuni stati ci sono addirittura i metal detector per entrare a scuola. Quindi ecco, voglio dire, può essere anche un provvedimento palliativo, tra virgolette. Che ne dice? No, questo del metal detector ne abbiamo discusso settimana scorsa, eravamo qui con il collega Michelini, consigliere, e avevo detto benissimo, facciamo ovviamente tutto il possibile per migliorare la sicurezza e quindi per garantire poi la legalità, e quindi può andare bene anche il discorso metal detector, però appunto anch'io settimana scorsa dicevo, però è ovvio che se uno ha l'intenzione di delinquere non si fa trovare con il metal detector, e quindi trova il modo alla prima aiuola di nascondere quello che deve nascondere, entrare, e così poi se viene anche il blitz delle forze dell'ordine la prossima volta troviamo tutto pulito, però in realtà i problemi rimangono fuori dalla casa. È chiaro che questo cosa vuol dire? Che vanno benissimo i controlli, vanno benissimo ovviamente tutte le azioni di repressione che possiamo adottare contro chi non rispetta le nostre regole, le nostre leggi. Questo deve essere ovviamente chiaro, e credo che nessuno, neanche nel mondo politico, possa pensarla diversamente. E quindi blitz del genere ce ne sono stati anche nel corso dell'anno scorso, cioè anche l'anno scorso, ne abbiamo avuti a marzo, ad agosto, a novembre, quindi con una certa cadenza vengono effettuati. Ora bisogna capire se li prendiamo come casi isolati, una volta ogni 8 mesi andiamo a fare un giro e vediamo cosa troviamo dentro, anche perché l'anno scorso non si era trovato tutto questo, diciamo, armamentario, no? All'interno, qualche spranga, qualche bilancino si parlava, no? Quindi
problemi anche legati a stupefacenti, però come ripetuto tante volte, a me piace sempre pensare non solo alla repressione ma anche alla prevenzione di questi fenomeni e quindi intervenire anche, come si diceva, nel caso in cui troviamo qualcuno, cosa facciamo? Lo rimettiamo dentro insieme agli altri oppure no? Per i minori italiani ci sono i carceri, ovviamente c'è il carcere minorile, per cui e qui parliamo sempre di repressione ed educazione. Poi rispetto a quello che giustamente sottolineava lei poco fa, c'è il problema che se iniziamo anche con le aggressioni agli educatori, già ne abbiamo pochi, poi ne avremo sempre meno che vorranno fare questo tipo di lavoro, per cui è giusto intervenire. Io non lo so, banalmente ci sono anche per prevenire determinati reati anche l'uso delle telecamere all'interno di certe strutture. Pensiamo quando troviamo anche maestri che in quel caso sono loro ad aggredire minori e vengono trovati solo con l'uso delle telecamere. Possiamo ipotizzare di mettere le telecamere all'interno di queste strutture? Non lo so, magari è chiaro che qualcuno si appellerà alla privacy, qualcuno no, però se stiamo parlando di sicurezza anche delle persone che devono lavorare all'interno, io ricordo che la Danieli voleva mettere le telecamere all'interno dell'ABS, no? E se ne è parlato tanto, non vedo perché non dovremmo tutelare anche queste persone con telecamere all'interno di queste strutture. Se ovviamente non c'è nulla diciamo da nascondere né dalla parte degli ospiti, né dalla parte di chi lavora, né dalla parte di chi gestisce, non vedo perché no. Può essere un'idea. Si mettono telecamere dappertutto ormai, quindi sì, una più, una meno non è male. Però poi ritorniamo ai soliti problemi. Come dicevo prima, prevenzione. Perché queste persone delinquono? Perché ce ne sono così tante in questa regione e in questa città specialmente? Ci sono solo problemi legati al fatto che qualcuno ovviamente si offre di ospitarli e quindi diciamo quei milioni di euro che vengono messi a disposizione fanno gola e quindi ce li troviamo tutti quanti in città, o ci sono anche problematiche di una certa ridistribuzione che possiamo fare a livello nazionale, perché ci sono 2 regioni che hanno tanti minori stranieri, Friuli Venezia Giulia e Sicilia, che banalmente sono quelli dove arrivano, perché o dai barconi, no? Degli sbarchi a sud, perché il blocco navale ancora non c'è, ma è passato un po' di tempo, o dalla rotta balcanica, chiaramente poi si fermano tutti qui. E invece dovremmo cercare un attimino di ridistribuire il tutto, perché ci sono dei limiti che vengono imposti, così come ci sono anche per ovviamente i migranti in genere, ma noi siamo sempre oltre la soglia. Allora, se vogliamo iniziare a intervenire, iniziamo a intervenire da lì, perché meno ne hai da gestire, più facile anche controllarli. Certo. E quindi potrebbe essere già questa una cosa che ormai ripetiamo da un paio d'anni, ma insomma si dovrebbe arrivare con tutte le difficoltà, perché poi non è solo un problema di redistribuzione in altre regioni per scaricare il problema, perché il DASPO urbano va bene, ma se li mandi in un altro comune sì, non è che hai risolto più di tanto il problema. C'è ovviamente su questo una totale assenza anche di politiche europee, perché poi ne abbiamo parlato spesso, no? Della ridistribuzione dei migranti dovrebbe essere un problema di tutta Europa e non solo dell'Italia, che poi è quella che probabilmente riesce a intercettare diciamo di più, visto che poi soprattutto per la rotta balcanica prima di arrivare in Italia superano altri paesi dell'Unione Europea e anche questo sarebbe un tema ovviamente da sviscerare e fino in fondo prima o poi qualcuno dovrebbe anche porlo a livello internazionale. Lo deve trovare l'Europa, credo. Deve trovare l'Europa, ma ci vuole qualcuno che vada a dire in Europa guardi che abbiamo un problema e ovviamente questo è stato fatto da anni, però insomma sì, è ovvio che finché non si riesce a risolvere questo poi non si può pretendere che un singolo comune, perché può essere il caso di Udine, ma problemi legati ai minori l'hanno avuti anche il comune di Cividale, anche negli anni passati, per cui Rise o quant'altro ce ne sono. Poi ripeto, dobbiamo chiederci perché queste persone delinquono, perché evidentemente all'interno di queste strutture, per 1000 motivi, vuoi perché sono troppi, vuoi perché abbiamo pochi educatori, non riescono ad avere quel processo di integrazione che uno si aspetterebbe da un centro di accoglienza e si dedicano ad altro, perché evidentemente poi ci sono anche
persone, come dico sempre, c'è una criminalità organizzata che li intercetta e gli fa fare determinate cose. Non è che uno si sveglia, viene qua e inizia a delinquere così. Ecco, ma in attesa che si muova l'Europa, non prevedo Certo. tempi brevi, cioè nel senso non è un problema che si risolve domani, né fra una settimana, ne parliamo né fra un mese, anzi, cioè no, Certo. diventa sempre più reale, sempre più percepito e sempre... Ma infatti noi dovremmo iniziare a fare quello che possiamo fare noi. Ecco, che cosa possiamo fare noi? Cerchiamo di capire che cosa possiamo fare noi, posto che è chiaramente un problema più grande di noi, no? Credo che sia un problema più grande sicuramente di un comune, forse anche più grande di una regione, no? Però c'è qualcosa di più, di meglio che si può fare? Per esempio, lei citava il numero di educatori. Certo. Fissiamo, non lo so, una regola per cui ogni 5 ragazzi ce ne deve essere uno. Faccio un esempio, no? Ma è così anche per i tutor, vale anche per i migranti, ma non ci sono sufficienti rispetto a quelli che abbiamo qui in regione ed è un tema. Come non abbiamo osso negli ospedali, infermieri e forze dell'ordine stesse, perché facile dire facciamo i controlli, facciamo i blitz eccetera, ma se tu non hai l'organico poi delle forze dell'ordine adeguato a rispondere alle esigenze del territorio diventa difficile poi, anche perché li metti a fare questo, evidentemente non li metti a fare altro. Quindi sì, perché poi è un problema generale. No? Cioè arrivano dei rinforzi nell'organico, certo, perché a Udine effettivamente sono arrivate negli ultimi mesi, proprio in istanza alla Polizia di Stato, sono arrivate delle unità in più proprio mandate da Roma, anche grazie appunto ai nostri parlamentari di riferimento che hanno sollecitato più volte il governo e hanno rappresentato il problema della sicurezza proprio qua in città, e quindi su questo un po' è stato fatto. C'è da dire anche che è vero che il Friuli Venezia Giulia, come da una parte per la rotta balcanica, come la Sicilia ovviamente per la rotta del Mar Mediterraneo con i migranti, sono le due porte, diciamo, dell'Italia. In questi mesi, diciamo così, che anche grazie a dei controlli che sono stati ristabiliti tra Italia e Slovenia, ma anche tra Slovenia e Croazia, i numeri sono diminuiti. Chiaro, bisogna lavorare su più fronti. Per quanto riguarda la città di Udine, io dico questo: non può essere sempre Udine a farne le spese, perché da quando a Udine è l'ex caserma Cavarzerani è stato il primo centro di accoglienza di fatto più grande della regione, siamo diventati un po' il punto di riferimento anche per gli stessi migranti che arrivano già e sanno già che qui a Udine c'è la caserma Cavarzerani, ci sono altre strutture che possono accogliere, quindi questo è un problema. Nel corso anche delle scorse settimane, degli ultimi mesi, ci sono state anche delle interlocuzioni sulla riapertura di alcune ex caserme dismesse in regione, proprio per aprire lì dei punti di riferimento. Poi è chiaro che i comuni che ospitano queste caserme sono contrari, però io da udinese dico: noi come città di Udine per molti anni abbiamo fatto le spese su questo problema, su questo fronte. Non deve essere sempre Udine a soffrire, perché proprio poi la popolazione, i nostri cittadini ne risentono. E come si fa? Cioè, dove bisogna andare a bussare, a protestare? Allora, cerchiamo di capire che cosa può fare il comune e che cosa si può fare a livello regionale. Il comune sicuramente può fare la sua parte, sollecitando anche le istituzioni che sono superiori. Bisogna sicuramente anche lavorare dal punto di vista dei rimpatri. Non è sempre facile, anche perché poi i paesi da cui provengono gli immigrati sono dittature, sono dei regimi, sono stati poco anche democratici, e quindi questo non è facile. Sicuramente la ridistribuzione nel territorio, questo è un altro aspetto da considerare, ma come si diceva prima è anche un problema di fatto europeo, e sicuramente anche di fatto i controlli alle frontiere sicuramente sono un punto fondamentale che vanno poi a limitare il problema. Sergio, secondo lei le soluzioni così, le piccole soluzioni comune, regione, no, ma come ho detto che si prima, possono trovare? Lei dice le telecamere? No, vabbè, ma questo è ovviamente un discorso di sicurezza, ma insomma per migliorare poi la vivibilità all'interno dei centri. Poi, ripeto, bisognerebbe
fare in modo che queste persone, perché poi attenzione anche a non fare tutto nel buon fascio, non è No, che, è perché vero, sennò è vero. trasformiamo diciamo, quella comunità in un carcere, No. allora va bene. No, ci sono anche evidentemente, o mi auguro che ci siano anche all'interno, ma lo sappiamo, persone che magari vogliono effettivamente venire qui, integrarsi, seguire le regole, Certo. che sono anche le prime, ieri erano a scuola, che no? sono anche le prime vittime di quello che avviene, perché magari possono essere i primi a essere aggrediti da compagni che vogliono fare queste cose, per cui è giusto anche porre l'attenzione su questo. Ma queste persone qui, dico sempre, va bene, in questo caso parliamo di minori, per cui non è che puoi dire, li mettiamo a lavorare da qualche parte. Potrebbe anche succedere, perché tanti minori italiani lavorano. Però iniziamo magari a preparargli un futuro, a dargli un'idea di futuro, perché evidentemente succede per minori come succede per gli adulti. Se delinquono è perché non trovano altro da fare, cioè pensano che quella sia la strada sicuramente migliore, più veloce per fare qualcosa nella vita. Vale per gli italiani, vale per gli stranieri. Noi ovviamente spesso e volentieri, no? Ci sentiamo dire che al sud la criminalità organizzata si sostituisce allo Stato perché dà del lavoro a queste persone disoccupate. Non dobbiamo permettere che questo avvenga nei nostri territori. Secondo me in parte ovviamente è già avvenuto. Se poi vediamo che determinati reati vengono commessi sempre, più spesso da persone non italiane. Ripeto, è un problema sociale, è un problema di cercare di capire chi li utilizza e andare lì a combattere, perché se non c'è nessuno che ovviamente li ingaggia, queste persone non farebbero quello che stanno facendo sul nostro territorio. Poi, se parliamo di risse tra amici, va bene, ne abbiamo viste, ne vediamo anche tra italiani, voglio dire, cioè giovani che si menano, eravamo qui quando parlavamo del parcheggio, no? Quello che è successo nel centro commerciale, lì non erano minori stranieri, erano minori italiani. Per cui probabilmente, come detto, se ritorniamo a parlare di valori, di futuro, lavoro, istruzione, magari riusciamo a risolvere qualche caso, almeno di questi sicuramente. Poi, ripeto, a parte le telecamere, io sono convinto che un processo di ridistribuzione anche di questi minori all'interno di altre regioni che evidentemente non hanno i numeri che abbiamo noi, sicuramente potrebbe aiutare a un controllo maggiore di queste situazioni. Che cosa voleva aggiungere? No, stavo dicendo che si è parlato, bisogna capire anche perché queste persone delinquono, perché molto spesso non trovano sbocco in altro. Noi non possiamo ovviamente giustificare gli atti di delinquenza, cioè loro sono consapevoli che stanno commettendo degli atti di microcriminalità e stanno appunto facendo delle cose che fuori contro la legge. Quindi voglio dire, chi viene in Italia deve anche adeguarsi, deve rispettare le nostre leggi e le nostre regole. Se non lo fai è chiaro che hai delle conseguenze. Sì, assolutamente. E che poi incidono negativamente anche su quelli che, come diceva prima Sergo, vogliono invece provare a integrarsi, provano a studiare, provano a fare qualcosa, no? Avere questi personaggi qui insomma, in qualche modo rovina l'atmosfera. Però, come vedete, insomma, le soluzioni sono difficili e sono lontane, no? Non c'è una bacchetta magica ed è sempre più difficile. Il problema si sente sempre di più. Allora, vi vorrei coinvolgere poi su altri temi, tra cui il fotovoltaico, Sergo. Riparliamo di Beivars, però prima andiamo in break e poi saremo live nuovamente anche con Cormons. Eccoci qua ancora in compagnia di Cristian Sergo e Luca Vidoni. Facciamo un rapido flash ancora da Cormons, continuiamo a vivere l'avvicinamento insomma a quello che sarà purtroppo l'ultimo saluto a Bruno Pizzul. Omar Costantini. Sì, grazie Giorgia, ringraziamo innanzitutto Giorgio Cattarin, storico capitano della Cormonese, che ha visto da giovane, ha visto che fosse giocare Bruno, no? No, forse ero troppo giovane ancora, però l'ho conosciuto dopo, ho conosciuto la sua storia, in particolare diciamo,
per la parte che ha collaborato con l'amministrazione comunale, di cui facevo parte, per l'organizzazione di Gol Agrapoli, no? E grazie al suo aiuto e al suo supporto ovviamente siamo riusciti a portare a Cormons personalità del mondo del calcio e far conoscere Cormons in tutta Italia. E come dicevo, grazie a lui abbiamo portato a Cormons personalità molto importanti del mondo sportivo e non solo, e quindi diciamo che posso dire che in particolare ricordo di lui il dopo delle serate, quando si andava tutti a cena insieme con gli ospiti e lì c'era la narrazione degli aneddoti e quello veramente, lì c'era la dimostrazione della grande umanità di questo uomo. Quindi Bruno sicuramente per noi cormonesi, oltre alla professionalità, e grazie a lui che siamo stati conosciuti, però verrà ricordato per la grande umanità. Grazie Giorgio, ti lasciamo prendere posto in chiesa. Allora, chiaramente si sta sempre di più affollando il sacrato qui del Duomo, dove alle 14:30, ricordiamo ancora, ci saranno le esequie di Bruno Pizzo, poi a seguire la tumulazione in forma strettamente privata e poi a seguire un incontro per l'ultimo saluto con un taglio, con un buon toccai del Collio, come da tradizione, da costume friulano nel dopo funerale. Insomma, si va a ricordare l'amico o l'amica, insomma, con un taglio di vino, insomma, per mantenere viva, come si dice, la fiammella. Per il momento Giorgio è tutto, ti rilascio di nuovo la linea per la continuazione degli ospiti, noi sempre con finestra aperta. Sì, grazie Omar, credo sia giusto poi chiuderla questa giornata così, come poi insomma avrebbe voluto che si chiudesse lui, no? Con un bel bicchiere di vino del Collio, insomma, e con la felicità di ricordarlo. Ecco, stiamo vedendo tante testimonianze, ma di persone che sono felici nel ricordarlo, e credo che questa sia una cosa bellissima, nel senso che insomma lasciare tanti bei ricordi che in questo momento superano anche il dolore di una morte, credo che sia veramente un bel modo per aver vissuto. Allora Omar, torniamo tra poco da te. Allora, velocissimamente andiamo a flash su altri argomenti. Partiamo dal fotovoltaico, Christian, perché ora lo sappiamo, c'è qualcuno arrabbiato che non vuole questi parchi, è stata fatta una nuova legge approvata, no? Per cercare di tutelare un pochino, insomma, a questo utilizzo eccessivo, forse in alcuni casi anche, come abbiamo visto per esempio nel caso Aquileia, assurdo, no? di deturpamento dell'ambiente, dell'agricoltura. A che punto siamo? Sono state raccolte delle firme? Beh, per Bevars sì, diciamo un po' troppo tardi rispetto alle tempistiche dell'autorizzazione degli impianti, ma non per colpa, diciamo, dei cittadini, ma perché ormai sono autorizzazioni del novembre 2023 e quindi i cittadini si sono accorti di questo impianto, diciamo, a cose fatte, nel senso che quando hanno visto la ditta arrivare già con la predisposizione del cantiere, sono venuti a sapere che si stava realizzando quello che si realizzerà e da lì, diciamo, c'è stata ovviamente la protesta, anche perché non saper nulla di quello che avviene di fronte a casa bellissimo non è. Quindi questo sicuramente è uno dei motivi che poi creano problemi anche alla diciamo, diffusione di queste fonti rinnovabili, che sono necessarie se vogliamo decarbonizzare i nostri sistemi energetici, però, come dicevo sempre, fotovoltaico sì, ma vediamo dove, perché non può essere che ormai anche all'interno di una città e quindi di un quartiere come quello di Bevars, adesso si torna a parlare di Paderno, dico si torna perché c'è un altro impianto proprio sotto il cimitero, nella zona meridionale, che nascerà, sarà grande come quello diciamo denominato di via Emilia, e quindi questa proliferazione continua. Ora vedremo con la legge che è stata che entra in vigore proprio oggi, tra l'altro, che è stata pubblicata anche sul bollettino ufficiale, legge regionale, se e come questa diciamo limitazione ci potrà essere. Secondo lei sì? Cioè è una legge utile in questo senso? Allora,
Bisogna vedere se alcuni aspetti della legge poi passeranno di nuovo al vaglio anche del governo, delle impugnative, eccetera, perché sennò torna a essere inutile come era la 3 del 2024 o la 16 del 2021. Quindi se dovesse passare questo ostacolo, poi c'è l'ostacolo che è stato inserito all'interno della legge, che è quello dei provvedimenti attuativi. Cioè ci vorranno successive delibere di giunta affinché poi quello che è stato stabilito sia e diventi effettivamente legge e vigente per quello che sono gli impianti. Per cui questa era un po' diciamo, la preoccupazione che è stata sollevata anche dalle forze di opposizione che si sono opposte a questo provvedimento, perché secondo noi non era necessario rimandare tutto a successive delibere. Nel momento in cui si individui le aree, inizia almeno a dire che quelle sono e non che devono essere individuate su delle mappe che per farle, l'abbiamo visto ieri proprio in commissione comunale a Udine, sarà ovviamente molto complicato come processo, un processo che poteva essere iniziato sicuramente un po' di tempo fa. Io sono ormai 3 anni, 4 anni che parlo di questi impianti e ho chiesto che la Regione si dotasse delle aree non idonee all'installazione di questi impianti, cosa che era prevista da un decreto ministeriale del 2010, quindi sono passate 3 diciamo, giunte regionali prima di questa affinché i proponenti di questi parchi fotovoltaici potessero sapere quali sono le aree idonee o non idonee dove installarli. Poi che da qui si riesca a fermare il tutto, sì, è complicato, ovviamente. Però c'è un tema che, come diciamo sempre, che è giusto ovviamente ribadirlo anche per fare giusta informazione ai cittadini. A noi sono stati assegnati degli obiettivi da raggiungere come installazione di nuovo fotovoltaico e non solo, diciamo di energie rinnovabili, obiettivi assegnati dal Ministero. Il Friuli Venezia Giulia al 31/12/2024 ha raggiunto gli obiettivi del 24, quelli già previsti per il 25 e praticamente sta raggiungendo già quelli per il 2026. Il tutto senza l'installazione di questi parchi, perché questi parchi qui sono solo autorizzati, devono essere ancora installati. Se noi andassimo a installare tutti i parchi autorizzati in regione in questi ultimi 3 anni, praticamente raggiungeremo già gli obiettivi prefissati al 2030 e li supereremo anche di un buon 10%. Mi dice? No, devo dire che sono abbastanza d'accordo, cioè anch'io dico va bene le energie rinnovabili, va bene il fotovoltaico, ma non si può esagerare, non si può né estremizzare da una parte né dall'altra. Sul caso specifico di Beivars, io temo che sarà difficile tornare indietro, anche perché poi si rischiano ricorsi contro ricorsi da parte di chi deve poi fare l'impianto. La legge regionale ovviamente va nella giusta direzione, cioè quello di mettere dei tetti, di individuare dei luoghi idonei. Ho sentito anch'io vari cittadini di Beivars, loro lamentano anche una mancata comunicazione e informazione. Forse qui l'amministrazione comunale avrebbe, diciamo, anche visto che tra l'altro sono stati attivati i consigli di quartiere partecipato, hanno la parola partecipato nel nome, forse avrebbero dovuto fare più informazione e coinvolgere la cittadinanza. Quindi ecco, su questo sì, alla fine il parco a Beivars io credo che ci sarà, perché ci sono tutte le autorizzazioni del caso. Ovviamente la legge non è retroattiva, quindi sì. Non c'è più nulla da fare. Va bene, allora un ultimo tema, la sanità, poi vi lascio andare a pranzo. Prima faccio un ultimo flash da Cormons con Omar, che vedo pronto lì ancora con altre persone che stanno salutando Bruno Pizzul. Grazie di nuovo per la linea Giorgia, chiaramente sta arrivando tantissima gente qui al Duomo in attesa, insomma, come hai detto tu, delle esequie che inizieranno alle 14:30, tantissima gente che da fuori Cormons, insomma Bruno ha lasciato un messaggio non da poco. Grandissimo, grandissimo. Umile, una persona tanto umile, alla mano. Stava con tutti, la parola a tutti, non ha mai negato nessuno. Era una gioia sentire
le sue cronache. Io ho fatto, diciamo, tutta la giovinezza fino a che nel 2002 ha smesso. Purtroppo questa è la vita, però la notizia non è stata bella. Dai. Aveva tanto umorismo. Aveva un timbro di voce che ti conquistava, non c'è niente da fare. Io vengo da Venezia, vuol dire che qualcosa ha lasciato di buono, Bruno. Sì. È stata una persona, insomma, che ha portato la cosa positiva. Ha seminato, vede il raccolto, no? Non sono sempre tanti così. E adesso l'ultimo saluto e poi... non si può andare, sono venuta qua perché per là non si può andare dopo. Volevo dire, io sono venuto qui perché per accompagnare in questa passeggiata, per andare al di là, Bruno, in quanto lui me ne ha fatte fare di passeggiate con le sue telecronache da piccino fino a poco tempo fa, perciò merita che tutta questa gente che c'è. Era una grande persona, umile, e poi, ripeto, il timbro di voce ti conquista, ecco, tutto là. Bene, grazie. Abbiamo Roberto Collini al volo. Una battuta al volo, il ricordo di Bruno, Roberto. È un ricordo che fa male, perché è stato un'icona, è stato un maestro per tutti quanti noi, è stato il primo a introdurre nelle telecronache un linguaggio fermo ma sicuro, con passo lento come quegli alpini che lui adorava. E quindi per noi veramente è stato un grande maestro. L'ho conosciuto diverse volte, ci siamo incrociati poco perché io facevo più ciclismo, ora però un paio di Olimpiadi ci siamo incrociati, ed era uno che si metteva al servizio di tutti. Era un umile, che c'era da fare un pezzo per gli altri, lo faceva, ed questa è una grande dote. Grazie a Roberto Collini per questa sua testimonianza. Ti ripasso la linea, Giorgia, continueremo con la finestra aperta, come detto, fino alle 13:45. A te la linea. Sì, grazie mille Omar. Allora, velocissimamente l'ultimo pensiero ve lo rubo sulla questione che stanno emergendo negli ultimi giorni, nelle ultime settimane sulla sanità. Oggi c'è tra l'altro l'incontro tra la Regione e le strutture private convenzionate, devono trovare un accordo per andare avanti senza rifermarsi più o senza litigare più, e sono usciti in questi giorni i casi della esternalizzazione del pronto soccorso di Latisana, di Spilimbergo. Che ne pensate di questa strada e di questo rapporto tra pubblico e privato? Non so chi vuole partire. Posso partire prego. Le esternalizzazioni degli ospedali non sono una novità di questi giorni, no. Nel senso, ormai sono già parecchi anni che andiamo avanti. Poi c'è stato il problema dei gettonisti, no? Ci ricordiamo tutti quanti che invece di assumere personale ci affidiamo a questi mezzi per poter avere medici che sono ovviamente dei privati all'interno dei nostri ospedali. E quello che è successo una settimana fa con il lockout, cioè con lo sciopero delle attività private, dovrebbe mettere in guardia tutti quanti che quando si dice no alla privatizzazione della sanità pubblica non lo si dice per ideologia o per altro, ma perché ci sono delle problematiche effettive, perché è un po' quello che poi succede in tutti gli asset dove si è aperta la privatizzazione. I privati e il mercato fanno le tariffe e quindi è inevitabile poi che ci si trovi di fronte a queste situazioni. E o decidiamo una volta per tutte di fare retromarcia, oppure sarà sempre peggio, perché quello che sta avvenendo negli ospedali minori, ci sono dei segnali preoccupanti. Basti pensare anche alle sollevazioni di Cividale, perché in questi giorni si parla di Latisana e Spilimbergo, ma a Cividale qualcuno dice si cercherà di limitare anche il punto di primo intervento, che sarebbe il vecchio pronto soccorso, diventato punto di primo intervento sulle 24 ore, qualcuno dice portiamolo sulle 12 ore solo di giorno e di notte. Io mi ricordo sempre, scusate se approfitto, a me è piaciuta tantissimo l'intervista di Edoardo Bove che ha fatto al Festival di Sanremo, dove un ragazzo giovanissimo ha avuto un problema cardiaco ed è andato di fronte a circa 15 milioni di italiani a dire che lui è stato fortunato perché in 10 minuti era in ospedale.
e questa fortuna purtroppo non ce l'hanno tutti i cittadini. Ed è se noi continuiamo a depotenziare i servizi nei nostri ospedali, a togliere il pronto soccorso, a togliere quella che è la medicina urgenza vicina ai territori, rischieremo che persone fortunate come Bove ce ne siano sempre meno. E questo ovviamente cosa vuol dire? Bisogna fare uno sforzo e bisogna investire in questo settore. In Friuli Venezia Giulia si investe tantissimo, perché rispetto, tante volte si parla, no, delle riforme della Serracchiani, eccetera, rispetto a quei tempi abbiamo praticamente aumentato la spesa di un 20-30%, che è tantissimo. Però dobbiamo capire come stiamo spendendo questi soldi, perché evidentemente rispetto al 2014 possiamo chiedere a chiunque se stiamo meglio o stiamo peggio, e chiunque ha avuto a che fare con la sanità, tantissimi che hanno avuto a che fare con la sanità dicono che per le liste d'attesa, per la mancanza di servizi, per una territorialità che ormai non c'è più. C'è stato il caso che è venuto a galla, ma è da tempo che viene denunciato, l'abbiamo fatto anche noi, della carenza dei medici in medicina generale, il fatto che siano pochi quelli a disposizione medici di famiglia per i cittadini rispetto ai cittadini proprio che devono servire, per cui problematiche ce ne sono tante. Credo che questi segnali qui dovrebbero far capire una volta per tutte che non ci si può affidare ai privati per risolvere problemi e asset diciamo della sanità, in questo caso pubblica, o servizi che dovrebbero rimanere in capo allo Stato e alle regioni. Lei che ne pensa? Allora, la sanità pesa oltre il 50% del bilancio regionale, però ecco allora sul tema della sanità, rapporto privato, anche sul tema delle esternalizzazioni, se questo serve per cercare di migliorare il servizio, allora va bene. Io diciamo che anche questo rapporto tra pubblico e privato, tra strutture pubbliche e tra strutture private, anche tramite le strutture convenzionate, sono assolutamente a favore. Sul tema anche si è parlato ovviamente sul tema della sanità, ci sono anche problemi che spesso i cittadini fanno presenti, però anche sul tema delle liste d'attesa, tra la stessa azienda sanitaria Friuli Centrale ha ridotto le liste d'attesa anche grazie a degli interventi, anche ampliando ovviamente la fascia oraria delle visite. Dopodiché c'è tutto un tema anche di riforma sanitaria generale, perché c'è il tema dei piccoli ospedali, ma non dimentichiamoci che chi ha chiuso tutti questi piccoli ospedali, piccoli presidi, è stata la Serracchiani, che con la sua riforma ha chiuso anche degli ospedali che funzionavano benissimo, come ad esempio penso a quello di Gemona. Quindi ecco, c'è sicuramente molto lavoro da fare anche per venire incontro agli stessi cittadini, però spesso tutti noi veniamo anche per motivi personali, per motivi di salute, di un parente o di qualcun altro, però ecco, secondo me qui in Friuli Venezia Giulia possiamo essere contenti e fieri della nostra sanità. Ha riconvocato Gasparin alla commissione per gli ambulatori di quartiere? Ci siamo? No, ancora non l'ha convocata, dice che è un po' attendista, dice che sta attendendo dei dati e speriamo che entro fine mese possa convocare la commissione. Se posso, è vero che la Serracchiani, come si dice, quindi quella riforma che poi era stata fatta dalla tedesca, che in Italia Viva, tanto per ricordarcelo, ma è vero che ha chiuso quegli ospedali, ma sono passati 7 anni da quando governate voi e 9 da quando li hanno chiusi. Quindi probabilmente se loro li hanno chiusi voi potevate riaprirli tranquillamente e non l'avete ancora fatto. Perché o li hanno chiusi per un motivo che voi ovviamente condividete e li lasciate così com'è, oppure se non condividete i motivi per cui li hanno chiusi avete avuto 7 anni di tempo per porre rimedio a quella situazione. Poi sul fatto che la nostra sanità vada benissimo, ricordiamo innanzitutto il valore dei nostri medici e ovviamente di tutte le persone che ci lavorano e che rendono questo fattibile, però l'ultima classifica del Ministero, quindi credo che sia abbastanza vicina anche a chi governa la sanità in questo momento in Regione, dice che noi siamo al 9° posto in Italia e per certi aspetti, proprio le strutture ospedaliere, siamo al 14° o 15° posto. Questo credo che non sia accettabile per una regione autonoma
che ha la possibilità di stanziare, e siamo quasi vicino al 60% se non lo superiamo, del bilancio regionale, perché come detto prima noi spendiamo tantissimo, ma se questi sono i risultati evidentemente non stiamo spendendo bene. Voleva rispondere? No. A posto così? Ok, vabbè, non se ne esce con qualcosa tipo riapriremo gli ospedali, no, va bene, okay. Anche perché non sono nelle condizioni di farlo. L'ha già fatto Salvini con le maglie davanti alla Tisana, ma non ha portato benissimo. Vediamo che succede con gli ambulatori di quartiere. Allora, ci tenga aggiornati, va bene? Ok, allora grazie mille a Cristian Sergo, grazie